I carabinieri della compagnia di Conegliano, al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura di Treviso, hanno dato esecuzione a 3 arresti, 2 in carcere e 1 ai domiciliari, a carico di Massimo Viviani di 42 anni, Francesco Udorovic di 48 anni e Omar Terribile di 27 anni. I 3 sono ritenuti responsabili di una serie di furti registrati negli ultimi mesi in abitazioni e in automobili nel Trevigiano e nel Veneziano. Le indagini nascono a seguito di un furto avvenuto qui nel comune di Chiarano, un furto abbastanza consistente dove sono stati asportati monili in oro per un grosso controvalore. I furti venivano messi a segno la mattina in abitazioni isolate con facili vie di fuga, stessa modalità per le auto. Venivano prese di mira quelle parcheggiate in strade laterali senza traffico o in cortili incustoditi. Nel gennaio 2021 la banda aveva rubato una borsa da una macchina in sosta a Musile di Piave e delle carte di credito sempre da un'automobile nelle vicinanze di una casa di Ponte di Piave. Dopo una serie di tentati furti erano riusciti a mettere a segno un altro colpo a San Donà di Piave. Sempre nello stesso comune avevano poi svaligiato un'abitazione dove erano riusciti a prendersi una decina di orologi di marca e dei contanti e una tessera bancomat con la quale avevano prelevato altro denaro. Fondamentale per le indagini l'individuazione dell'auto utilizzata dai ladri. Usavano sempre un Alfa Romeo notata da vari testimoni, intestata a una donna che aveva intrecciato una relazione con uno degli accusati. Sono state fondamentali le indagini dettagliate svolte dai carabinieri di Conegliano ed altrettanto decisive le segnalazioni dei cittadini. Per cui grazie alla collaborazione tra carabinieri e cittadinanza si è potuti giungere ai provvedimenti cautelari nei riguardi degli indagati.